Il Monte Veronese DOP è un formaggio della Lessigna, che è la montagna veronese, ed è veramente una perla della Lessigna perché è una piccolissima produzione ancora artigianale. Quali sono le tipologie di Monte Veronese? Allora, oggi abbiamo qui le 3 tipologie: il Monte Veronese latte intero, che è fatto appunto con latte vaccino ed è un formaggio fresco che ha minimo 30 giorni di stagionatura. Poi passiamo al Monte Veronese d'allevo, che invece è fatto con latte vaccino parzialmente scremato e si va dai 90 giorni di stagionatura fino ai 6 mesi. Concludiamo con veramente la chicca, che è la Lessigna in una forma, diciamo, il Monte Veronese di Malga. Il Monte Veronese di Malga è fatto con latte d'alpeggio, quindi di vacche al pascolo, che liberamente stanno in Lessigna da maggio a ottobre, e da minimo 12 mesi di stagionatura. Questo è uno straordinario biglietto da visita di un territorio, la Lessigna, però adesso a me è venuto in mente che a questi magnifici formaggi dobbiamo abbinare un vino, perché siamo al Vinitaly e io direi di andare da una nostra conoscenza in comune. Assolutamente sì, ottima scelta, sono curiosa proprio di vedere il seguito. Grazie Andrea. Allora, come abbinamenti per il formaggio, con i vini rossi dei Iberici ci si apre un ventaglio veramente ampio di abbinamenti possibili, però io inizierei dal Thai rosso con 2 versioni, una versione più scarica di colore più tradizionale, più acidula, che è perfetto con l'abbinamento, con ad esempio il Monte Veronese fresco o l'Asiago fresco. Un Thai rosso invece un po' più strutturato ci può dare una mano e può trovare la sua perfetta abbinata con la versione mezzano di entrambe queste tipologie di formaggio. Per quanto riguarda invece un formaggio un po' più stagionato, ad esempio con qualche mese o anno in più di stagionatura, potremmo divertirci non poco con i Merlot, per esempio, che si sposano alla grande con questa sapidità non indifferente, e poi chiudiamo con una chicca che è prevista sia dal Monte Veronese che dall'Asiago, cioè il formaggio di Malga o d'Allevo, un prodotto un po' più di particolare, un po' più di nicchia, con una grande persistenza. In quel caso probabilmente un bel Carmenere dei Colli Iberici è l'ideale a livello di abbinamento, senza richiedere niente altro, cioè un circolo che si apre e si chiude e che si allunga all'infinito, perché in bocca lo sposalizio è pressoché perfetto.